Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. L'ospite di questa sera ogni settimana viene a trovarci, lo ringraziamo per questo, il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Buonasera a tutti voi. Come va, tutto bene? Molto bene. È impegnatissimo, parlavamo prima di iniziare questa trasmissione, sempre impegnato, non ha un minuto libero? Io quando faccio le cose lo faccio col massimo della passione, qualsiasi sia la cosa. In questo caso la città di Padova mi impegna molto, devo dire in maniera anche piacevole, però impegnativo. Però devo dire, come ha detto qualche mio amico, è uno dei mestieri più belli del mondo. È vero, un po' impegnativo, ma però uno dei più belli del mondo. È veramente bello. Sono d'accordo anch'io, ovviamente, visto però io non sono impegnato come lei. E noi abbiamo il nostro assessore, credo Ciano Contin, che invece deve dirci qualcosa. Andiamo a sentire cosa ci racconta. Grazie per la linea Giorgio, un saluto a voi in studio, naturalmente a chi ci segue da casa. Qui al Minuto Politico c'è con me naturalmente l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio, famo chiaro. Ormai tanti la conoscono, assessore, io la ospito qui al Minuto Politico da tantissime puntate ormai. So che oggi si è preparato un discorso in particolare. Bravissimo. Senz'altro, perché vede, ultimamente il nostro comune sta attraversando un periodo difficile, abbiamo veramente pochi schelli da spendere, pochi fondi. E allora questa sera avevo caro fare un appello alla UE proprio per, senz'altro, per richiedere fondi. Mi spiace che abbiate pochi soldi in comune. La situazione è drammatica. Senz'altro drammatica. Si pensi che abbiamo dovuto paspanegnare, abbiamo cavato il gabinetto del sindaco. E come fate adesso? Abbiamo messo una turca in ufficio, perché non è proprio... ma cosa sta di... Assessore, cortesemente, abbia pazienza. Prego, faccia il discorso. Senz'altro. Carissimi membri, senza offesa, della UE. Perché senza offesa, scusi? I membri mi pareva brutto partire... Ma cosa c'entra, scusi? No. Membri della UE, o come che dicono a Napoli, UE. Ma non è che UE è Unione Europea, non c'entra UE. Unione Europea! Ma cosa fanno? Non è che fanno Unione Europea. Sono Ciano Contin. Sì. Scrivo protestare contro i continui tagli che subiamo come amministrazione. Subiamo. Senz'altro. Sì. Come disse Gandhi, io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Scusi, se fosse Giovanotti più che Gandhi, Non sono intanto vecchio neanche Gandhi, Sergio. Ma cosa c'entra? No. Per questo vi interpello anche a voi. Interpello. Tagli dappertutto nel nostro comune. Tagli alla scuola. Abbiamo venduto il scuolabus e abbiamo fatto il pedibus. So che alcuni puttani adesso fa 4 km per arrivare a scuola. Poverino, 4 andata, 4 ritorno, piova, so e 20 no, ma non è carino. Gli entra a terza ora, poi bestie, non arriva mai. Immagino di sì, assessore. Tagli ai carabinieri. Non gira più quei gazzelli, è infradito adesso. Ma cosa c'è? Sono le scarpe le gazzelle. E soprattutto tagli alla cultura, che strano, nel vostro comune avete tagliato la cultura. Costretti. Costretti, immagino di sì. Patrizio, il nostro bibliotecario, non compra libri da 4 anni. Patrizio. Esso si reca nelle vicine biblioteche, prende i libri in prestito. A volte che ciava che cambia il codice. Con l'inebie che sì. Non si fa, Patrizio, non si fa. E fa fotocopie in bianco nero e fronte retro per la nostra biblioteca. Per fortuna, grazie al laboratorio, impariamo a impitturare, tenuto da stesso Patrizio. I poteri dell'asilo colorano i libri fotocopiati, che al manco parlano un poco veri. Te vedi che c'è fotocopie, perché i poteri dell'asilo per fuori dei bordi e tutti i libri sbrodegai. Che tristezza, Zana bianca, è bianca, è il bosco bianco, perché va fuori non è buoni coi orari. Però, allora voglio fare un cappello, pagate i soldi! Pagateci i soldi, Allora, con meno arroganza. Chiedete dei soldi, non è che pagateci i soldi, non credo che ottenga un risultato. Abbiamo cercato fondi, ma essi devono essere tanto fondi perché non li capiamo. Fondi. Pertanto dateci voi, Ecco l'IBAN del nostro comune, IT 04964 8398. State prendendo nota? 0000000 319.
Ma se ve lo, vabbè, lo metteremo sotto inversione più avanti, lasci stare. Evviva la cultura, Sì, evviva, evviva. E come si dice a Bruxelles, avuto un chilo di cavoetti, che sai che hai... Aspettiamo il bonifico, grazie. Sì, aspettate con ansia il bonifico, chissà che in qualche modo i membri dell'Unione Europea vi possano rispondere in maniera positiva. Noi naturalmente diamo appuntamento alla prossima puntata del Minuto Politico. Un saluto e la linea a voi in studio, Giorgio. Ciao, ciao. Speriamo che risponda a questa dita. Ma insomma, abbia pazienza, non mi sembra. Io pensavo anche di comunicare in altri, ma vogliamo fare un corteo, una manifestazione per protestare contro tutti questi tagli? Perché no? Perché è inutile. Ma come no? Invece un corteo di solito ha un grande impatto, no? Ma ragiona un attimo, un corteo che protesta contro i tagli. Nemo, è come un scugliero che protesta con la minestra, una forchetta che protesta con subbiotto, e il corteo contro i tagli, Nemo ragiona. Va bene, ovviamente bravi le due, che è un trio con ovviamente Gaetano in questo sketch con Filippo Borile, fra il mio nonnimo. Va bene, ma ho le lacrime agli occhi perché mi ho fatto sorridere. Vabbè, invece torniamo... Se sei presente viene eletto, secondo me. Sì, dice. Prossima elezione, se presente viene eletto. Viene eletto, ma con tutti questi tagli che deve fare con il coltello sicuramente avrà dei problemi. Va bene, allora invece iniziamo a parlare delle problematiche della città e iniziamo con il servizio di Elisabetta Corazza che riguarda il trasporto pubblico, perché anche qui ci sono molte cose da chiarire con il sindaco. Ascoltiamolo. Nel 2018 i passeggeri del trasporto pubblico locale a Padova sono aumentati di 1 milione rispetto all'anno precedente, superando in totale i 32 milioni. Dati questi diffusi da Bus Italia Veneto, mentre si è in attesa di conoscere l'esito della gara per l'assegnazione della gestione del trasporto pubblico di Padova e provincia per i prossimi 9 anni e che vede in gioco sia la suddetta Bus Italia Veneto che la bolognese Trasporto Pubblico Emilia Romagna. Oltre all'aumento del 3% degli utenti, il 2018 ha fatto registrare anche l'aumento degli abbonati, che costituiscono il 65% dei passeggeri, ma anche l'incremento del 2% dei chilometri complessivi di esercizio, il tutto invertendo il trend che ha visto diminuire i passeggeri, in modo particolare dei bus, iniziato nel 2014. Un'inversione di tendenza che ha molteplici spiegazioni, dal ripristino di vecchie linee alle tariffe scontate per le fasce più deboli della popolazione, senza dimenticare la vasta campagna pubblicitaria. I passeggeri del tram sono invece stati negli ultimi anni in costante aumento, prova questa del fatto che il mezzo sia apprezzato. Per quanto riguarda la linea SIR 3, è in arrivo il bando per la progettazione della stessa, che unirà la stazione a Volta Barozzo. La società che realizzerà il disegno tecnico si occuperà anche del percorso partecipato tanto invocato dalla cittadinanza, per decidere su quali strade passerà il mezzo nel tratto compreso tra il nuovo ponte da costruire e il futuro capolinea a Volta Barozzo. Al vaglio 3 possibili opzioni. E sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, degno di nota è il successo che sta riscontrando il servizio del Night Bus, i cui clienti registrati sono quasi 10.000. Allora, del servizio molte più padovani Un servizio fatto bene. frequentano il trasporto pubblico. Iniziamo il ragionamento, bisogna assegnarlo questo trasporto pubblico, cosa succederà, sindaco? Cosa succederà non lo sa nessuno, tra un anno e mezzo verrà più o meno. Sì, più o meno. Verrà assegnato il trasporto pubblico a fronte di una gara, chi vince la gara. Può essere Bus Italia, può essere l'azienda bolognese, questo non sa, sono 2 in pratica sono rimasti in gara. E per cui adesso abbiamo qualche sofferenza anche legata all'incertezza, mi spiego meglio, non si sa chi vincerà, per cui magari certi investimenti magari non sono elevatissimi, cioè il cambio autobus, abbiamo un parco autobus abbastanza vecchio, sono arrivati 52 autobus nuovi ultimamente. Per curiosità mia, quanto viene a costare un autobus medio, non quelli piccoli che fanno il centro? Non vorrei dire una sciocchezza, sui 100.000 euro. 100.000, non lo sapevo. Più o meno. Costa quasi una macchina, un SUV. 100.000 euro, più o meno 100.000. Pensavo costassero di più. No, 100.000, non sono certo di quello che dico, più o meno deve essere quello che costa.
E per cui noi stiamo facendo investimenti fatti come amministrazione comunale, tipo il Lightbus ha avuto un grosso successo, il trasporto notturno, è finanziato metà 50% dall'amministrazione comunale, 50% dall'università, di cui ringrazio sempre per la collaborazione. Ha un grosso successo perché i ragazzi, specialmente i giovani, fino a tarda ora, fino alle 3 di notte, possono ritornare a casa. Ha avuto veramente un grande successo. Abbiamo fatto una prova sperimentale per 9 mesi, amplieremo ulteriormente il servizio perché ha dato grosso riscontro. Abbiamo cambiato le linee, migliorato i servizi, si può fare molto di più, si può migliorare ancora ulteriormente. Però abbiamo 1 milione di persone in più che ha viaggiato con gli autobus. Questo vuol dire, mi scusi se la interrompo, Sindaco, vuol dire che se l'amministrazione rafforza il servizio pubblico, l'utente, il cittadino, sicuramente sì. Lo usa. Perché il servizio pubblico abbia successo bisogna che sia più veloce e puntuale dell'auto privata. Questo è il segreto, che non è facile da fare, è molto difficile. È molto costoso. Il tram è più veloce. Insomma. Il tram, sì, esattamente, ma parlo dell'autobus, è molto costoso, perché lo Stato, tramite la Regione Veneto, paga di anno in anno il servizio. Tutti i servizi aggiuntivi, modifica delle linee, night bus, a aprile dell'anno scorso abbiamo cambiato alcune linee che non erano sufficienti, costa solo all'amministrazione comunale, che ogni anno ha meno risorse, per cui sarebbe bello ampliarlo al massimo, sarebbe bello fare tante cose e si possono veramente migliorare tantissime cose ancora. È intenzione dell'amministrazione migliorarle, aspettiamo che questa gara termini e quando sarà terminata con una nuova azienda, Bus Italia o la nuova azienda, cercheremo di migliorare ulteriormente il servizio. Quindi, però devo dire abbiamo fatto tanto. Il tutto succederà dopo che sarà sarà un anno e mezzo. Tra un anno e mezzo. Però nel contempo non siamo stati fermi. Ho detto abbiamo fatto il night bus, abbiamo cambiato le linee, abbiamo abbonamenti alla terza età gratuiti. Stiamo incentivando al massimo tutte le cose. Costano, per cui abbiamo budget limitati, stiamo attenti sotto l'aspetto economico. Ecco, ma se da tutte le multe che vengono prese non servono appunto per aiutare a sistemare... Anche servono per la sicurezza, sono già divise come capitolo per legge. Ah, sono già divise, quindi non è che uno può dire investo più in un settore se ne ha bisogno, piuttosto sicurezza che in un altro. stradale, è tutto definito, le multe. Tenete presente che le multe, un discorso è mettere le multe, un discorso è incassarle, purtroppo. Ma senta, perché viene fatto un bando e ci sono solo 2 che parteciperanno a questo bando? Perché se... Gli altri erano di più, poi qualcuno si ritira, No, ho capito, ma se uno rimette, perché il trasporto pubblico, uno non ci guadagna nel trasporto pubblico, giusto? Dovrebbe essere così, in teoria. Chi ha detto? Si guadagna, il tram non è che guadagni, perlomeno finora. Bus Italia, che è l'azienda che gestisce tram e trasporto pubblico, guadagna poco, ma guadagna. Ah, guadagna, no, perché ho sempre saputo che per esempio il tram non ha ancora, ci rimette, insomma, giusto? Ma nel complesso Bus Italia, Bus Italia che gestisce il trasporto pubblico, guadagna, non molto, ma guadagna. Però è un'azienda in attivo, allora possiamo dire così. È un'azienda in attivo. 45% appartiene all'amministrazione comunale, il 55% è Ferrovie dello Stato. E quindi no, l'importante era, io sentivo sempre che le vecchie amministrazioni dicevano, e anche lei inizialmente il tram ci rimetteva. È costoso come mezzo, è sicuramente costoso. La retribuzione anche dello Stato è inferiore al costo. Però è un mezzo eccezionale che basta vedere il successo che ha alla Cella. È incredibile, è sempre pieno, aumenta i passeggeri in maniera... D'altronde è puntuale, è efficiente, è comodo. Ma in effetti, guardi, le dico personalmente, magari mi attiro qualche contestazione. A me piace, io non riesco a capire perché c'è una contestazione nei confronti contro il tram, quando è pratico, è usato, è veloce, arriva puntuale. No, è che non lo so per quale motivo... qualsiasi cosa viene fatta è normale, non può esserci una città di 220.000 abitanti che è d'accordo su tutto. No, d'accordo, sono d'accordo, sì. È comprensibile, ognuno guarda i suoi interessi privati. Quando viene eletto un sindaco c'è metà e metà più o meno, Punto, quindi per cui c'è metà
metà gente che apprezza, metà gente che non apprezza. E senta, proprio in virtù, stavo parlando del tram, come stanno procedendo? Abbiamo visto i lavori. Stanno procedendo spediti, abbiamo qualche mese di ritardo perché il governo ha voluto vederci bene, chiarire bene delle cose, tutto era a posto regolare, hanno confermato il finanziamento, sta andando tutto velocissimamente, Arturo Lorenzoni sta seguendo il progetto in maniera puntuale, nessun problema. Adesso la faccio arrabbiare, lei non si arrabbia mai, però la faccio impossibile. Lei è venuto qui, su 2 anni viene qui e mi dice faremo questo lavoro, faremo quel lavoro. Io di lavori finiti non ne vedo però tanti. E non vedo il piazzale Boschetti iniziato, o quantomeno iniziati, cioè vedo tante belle cose, però non vedo dei lavori iniziati. La burocrazia, mi dicono che c'è un problema perché quello delle belle arti è deceduto, ci vuole del tempo. No, perché... questo nel caso del piazzale Boschetti questa non è una scusa vera, assolutamente. Parliamo assolutamente. sulle... La sovrintendenza ha dato già parere positivo. Non riusciamo a venire a capo con... col cambio dei terreni. Nel progetto, signor Sindaco, che lei ha fatto quando è venuto qui, mi ha raccontato tante belle cose e tutte molto importanti per la città di Padova. Poi vuoi la burocrazia, vuoi tante altre cose e io analizzo e dico e cosa è stato fatto? E questa è la domanda che le faccio. E cosa è stato fatto? A cosa? Praticamente a Piazzale Boschetti, le faccio un esempio, Piazza Rabbi, per fare un altro esempio. Piazza Rabbi è stato fatto il parcheggio a posto, nel giro di un mese e mezzo sarà terminato il lavoro, questo è già terminato. Basta togliere la pubblicità. Le biciclette, per dire le biciclette entro il mese arrivano, entro questo mese. Entro questo mese arrivano e quindi sarà così. Facciamo l'elenco. Facciamo l'elenco. Allora adesso il parcheggio è già terminato. Di Piazza Rabbi. È già funzionando da 2 mesi. Manca il frontone. Il frontone è pressoché terminato, nel giro di 2 mesi sarà tolto pubblicità, è bellissimo. Ho visto Randy, Leroy Merlin, è già tutto terminato anche lì, stanno facendo sotto l'aspetto nostro, stanno adoperandosi per fare tutti i progetti, ottenere l'autorizzazione, partiranno fine anno, in primavera, i lavori, e poi ci impiegano un anno. Piazzale Boschetti? Abbiamo qualche problema in più, non riusciamo a trovare l'accordo con i privati per quanto riguarda le palazzine, per cui abbiamo altri 3 mesi di definizione, perché questo 3 mesi per andare avanti però i progetti sono già. Ma io difatti le stavo dicendo, nel fare i complimenti quando ho venuto qui per tutti i progetti che sono stati avviati, poi un cittadino dice vabbè tutto bello, però i lavori quando vengono eseguiti, quando iniziano davvero, quando vedo posata la prima pietra, non sto dicendo che lei non ha fatto nulla, attento che sono stato frainteso, se è così le chiedo scusa. Era perché abbiamo presentato molti progetti un paio d'anni fa, quando appena lei è stato eletto sindaco, e poi i lavori non sono ancora iniziati. La gente mi chiede, ma come mai è stato detto di fare questo, deve ancora iniziare? Il tram, abbiamo visto però che si stanno facendo i lavori perché inizi la linea che va a Volta Barozzo, però la gente... Non c'è niente di veloce. No, è vero, questo è il problema. Non c'è nulla di veloce. Ricordo che il progetto del parco Tito Livio è dell'amministrazione precedente, per essere trasparenti. Certo. Però ne abbiamo, ci ha convinto anche noi, per cui non abbiamo modificato nulla, un bel progetto verrà fatto. Abbiamo un po' di ritardo, è vero. Ricordo che è stato bloccato il decreto periferie dallo Stato, dal governo, è stato bloccato per circa 4 mesi, 5 mesi. Tutto questo ha comportato un ritardo. Adesso abbiamo un ritardo che non è più dovuto al bando periferie, ma è dovuto a un accordo che riusciamo a trovare per le palazzine. Io spero, mi auguro che nel giro di ulteriori 3 mesi troviamo l'accordo. Però è vero, mi arrabbio io stesso con i miei... Ma io lo so che lei si arrabbia. Ma non c'è niente da fare. Le cose a livello amministrativo pubblico sono lentissime. Le gare, bisogna fare i bandi, e dopo basta vedere il trasporto pubblico, sono 3 anni che ne parliamo. No, però lei, io dico, il sito dell'amministrazione progetta, fa, sbriga fa, e poi la gente dice vabbè tutto bello, però dall'atto pratico... Per dire, abbiamo terminato l'altro giorno con Ater la definizione delle case dell'Ater a livello del... Stavo riuscendo a farla arrabbiare, poi si è fermato. No, non credo, sono tranquillo. Sì. Sto scherzando ovviamente. Oggi sul giornale... Finisco il discorso, le case Ater al Via Anelli
sono state definitivamente acquisite. Volevo parlare dopo di Vianelli, avevo anche il tema, però va bene, possiamo già continuare. No, vabbè, era solo per dire, abbiamo completato. Era un collegamento con la Prandina. Appunto, abbiamo completato l'acquisizione delle case, anche con l'Ater. Allora, sto zitto. No, va bene. E di conseguenza, quando avremo acquisito tutto, passeremo all'abbattimento e alla bonifica. Io spero entro l'estate, una cosa del genere. Certo, e allora dato che ci siamo... Quando faremo questo avremo il cambio della Prandina per Vianelli. Anche se la Prandina, lei è stato molto bravo perché aveva anche ovviamente delle correnti contrarie sul pensiero, è riuscita ad aprirla e credo abbia un bel successo, vabbè che è gratuita, però credo che sia... Sta funzionando, ogni volta che passo vado dentro, vado a dare un'occhiata, ogni volta che passo faccio e poi il giro. È bello anche, tanto per ritornare, il lavoro che state facendo in Corso Milano, quell'angolo dove fate la piazzetta, sì. Che è opera di privati, credo di una banca. Privata, la banca, esattamente. Il mio sogno è sistemare, nell'occasione della Prandina, sistemare anche Corso Milano per fare una ciclabile, in modo tale, anzi, secondo me è quasi il caso di fare 2 ciclabili, una andata e una in ritorno. Stiamo ragionando, esattamente, stiamo ragionando con i tecnici dell'amministrazione, stiamo vedendo cosa fare e nei prossimi giorni definiremo, almeno a titolo sperimentale, cosa fare. Però è importantissimo cominciare a ragionare sulla viabilità totale. Mi spiego meglio. Bisogna che riusciamo a far digerire e far capire alla popolazione e ai cittadini un disegno che coinvolga non solo la Prandina, che ripeto non sarà solo un parcheggio. Adesso sono anche curioso. Eccola qui la piazzetta che è più o meno. Esatto, sono anche curioso di vedere gli esiti di Agenda 21, cosa proporranno, perché, ripeto, ascoltiamo veramente quello che vogliono fare i cittadini. Però dico, nascerà un parcheggio, nascerà delle iniziative sociali, un bosco, erba, qualsiasi cosa che suggerisce e che sia nell'interesse della comunità. Un bosco è un po' difficile. Un bosco un po' difficile, ho esagerato. Diciamo degli alberi. Degli alberi, del verde. Come mi piacerebbe anche in Corso Milano, sarebbe molto bello, però non è facile. Di conseguenza dobbiamo ragionare Prandina, Corso Milano, Piazza Insurrezione. A me, ripeto per l'ennesima volta, sono molto affascinato e interessato a chiudere e togliere completamente il parcheggio là. Ha fatto quale Piazza Insurrezione sta dicendo? Sì, a me... sì, abbiamo una scommessa in atto, io l'ho registrata la scommessa. Io sono convinto, io quando mi convinco le cose magari è autosuggestione. È vero che la vincerà. Però alla fine cerco di farlo. Troverà il modo per vincere lei, però penso che la vincerò io quella lì. Perché, vediamo ancora 3 anni, vediamo come va a finire. Bisogna fare un piano di viabilità importante. C'è Via Dante che sta soffrendo molto. Lei ci tiene, mi scusi se la interrompo. Scusi. Via Dante sta soffrendo molto, stiamo cercando di ragionare anche con Via Dante. Via Dante abbiamo dei problemi, i palazzi di Via Dante, c'è qualcuno che ci sta facendo causa perché crolla il palazzo, perché passano mezzi pesanti, mezzi ad alta velocità e stiamo ragionando nel complesso intero. Ragionando, non facendo. Ecco, allora, nel ragionamento che lei sta facendo, credo che mi sembra che i lavori di Corso Milano abbiano una priorità per ovviamente per via della Prandina. Io le faccio ogni volta la domanda alla noia, quando davvero state ragionando, quando questo ragionamento finirà e dal ragionamento si passerà ai fatti e vedremo Corso Milano con le piste ciclabili, con gli alberi, come vuole lei, perché so che lei vuole questo? Inizio o fine? Inizio sarà... Mi dica l'inizio. Io penso entro il mese di aprile. Inizio. Di quest'anno? Sì, inizio. Cioè il prossimo mese quindi? Scusi, siamo in aprile ora? È già iniziato quindi? No, deve ancora iniziare. Ma siamo in aprile quindi? Ma non è finito il mese. Aveva detto inizio di aprile, vabbè. O inizio? Sì. Entro aprile. Maggio, in via sperimentale, aprile e maggio, come qualcosa si comincia a bozzare a fare. È già nell'idea sua e dell'amministrazione di fare già le piste ciclabili, di fare delle prove in tal senso? Le prove, stiamo ragionando con Arturo Lorenzoni, con i tecnici, stiamo ragionando. Ogni volta che si fa un cambio, una modifica, c'è la parte di gente che apprezza, la parte di gente che si arrabbia, certo. Normale. Non vogliamo far arrabbiare nessuno, vogliamo far capire quello che vogliamo fare. Un disegno globale di
vivere la città in un'altra maniera. È delicata la faccenda, però perché un po' ci sta riuscendo, tutti quanti vorrebbero arrivare davanti ai negozi con la macchina, tutti quanti. Abbiamo un problema che è comune, comunque vale per me come vale per lei, quello di dire il sacrificio deve farlo l'altro e non io. È sempre così, è sempre colpa degli altri. Bisogna un po' alla volta ragionare in altri termini e far cercare di capire che la città va vissuta in maniera diversa. In maniera diversa vuol dire in maniera più gradevole. Come faccio? Io ritorno indietro quando ho fatto la ZTL, che ripeto l'ho fatta io, non Arturo Lorenzoni, dopo si prende sempre le colpe e lui non c'entra. Come faccio a pensare che piazze di Padova, che sono fantastiche, diventino un parcheggio? Questo non lo sarà mai, l'ho chiarito, non sarà mai più parcheggio per quanto mi riguarda. Piazza dei Signori, Piazza Capitaniato e via dicendo. Bisogna che sono piazze di valore e vanno vissute in maniera diversa. Per cui tutta Padova va vissuta in maniera diversa, anche come viabilità, un po' alla volta, con gradualità, facendo capire i problemi a tutti quanti, e ognuno non può dire a casa mia no, fai questa cosa a casa degli altri. Bisogna ragionare certo, con un po' di sacrificio, ovviamente troverà ovviamente le persone, sono d'accordo, però l'idea è di ragionare in però io ho un vantaggio, risultato... non vado a caccia di consensi. Certo, però un dato di fatto, questo vuol dire anche poi alla lunga avere anche consensi, è un dato di fatto che le dà ragione sono appunto che il trasporto pubblico è aumentato notevolmente, questo vuol dire che la gente sta apprezzando il lavoro che possiamo state facendo. Migliorarlo moltissimo ancora, si può migliorare in maniera incredibile, tutto quanto, ma veramente è il problema di risorse economiche, di idee, di volontà di rischiare, si possono fare tante intanto cose. vedo che avete asfaltato Corso Milano, avete iniziato a sistemare dietro il Duomo i ciottoli che saltavano fuori, insomma dei lavori si stanno facendo onestamente, insomma il sigaro, il fagiolo è stato... Siamo un po' lenti anche là, siamo un po' lenti col famoso sigaro davanti al centro commerciale Auchan. Siamo lenti, c'è poco da fare. Mi arrabbio anch'io con me stesso ogni volta che passo, bisogna accelerare i lavori. Va bene, e noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.